Una riunione che potrebbe decidere le sorti del governo regionale. In queste ore all'Ars i deputati regionali del Partito Democratico si sono ritrovati per discutere le future strategie del partito. Una riunione richiesta dal capogruppo Antonello Cracolici dopo le scelte di Raffaele Lombardo di introdurre nell'esecutivo 2 assessori di provenienza politica, Rico e Spampinato. Da adesso cambia il rapporto tra PD e governo, ha detto in quelle ore lo stesso Cracolici. Bisognerà vedere in che senso cambierà questo rapporto, visto che in queste ore si è allargata la platea di deputati pronti ad appoggiare una mozione di sfiducia al governatore. Mozione che potrebbe passare se anche una parte nutrita del partito decidesse di formalizzare il suo addio all'esperienza di governo. E la dichiarazione di Cracolici, a dire il vero, lascia presagire scelte importanti e imminenti anche all'interno della giunta di Lombardo. Non è un mistero infatti che alcuni degli assessori siano presenti in quota PD e se alla formazione Mario Centorrino ha ammesso che prenderà in considerazione eventuali note del partito che invitino un passo indietro, a lasciare potrebbe essere anche Pier Carmelo Russo. Intanto sembrano essere rientrate le dimissioni di Elio D'Antrassi. L'addio annunciato ieri sera da alcuni esponenti della maggioranza non è ancora arrivato e se per qualcuno è solo una questione di ore, per altri l'assessore alle risorse agricole starebbe pensando di restare al suo posto, o meglio il presidente Lombardo non sarebbe così convinto di chiedere a D'Antrassi il cosiddetto passo indietro, specie dopo le recenti polemiche seguite agli addidi di Betta e Marino. A dire il vero, il presunto sostituto, l'ex deputato Francesco Aiello, fino a ieri confermava la notizia, riceveva su Facebook gli auguri di tanti amici per la nuova nomina che non è ancora arrivata e che oggi non appare più così certa, così come le dimissioni di D'Antrassi, considerate cosa sicura fino a ieri sera da tanti deputati all'Ars. Ma al di là del destino dell'assessorato all'agricoltura e dello stato di confusione che si vive in queste ore nei palazzi di potere siciliana, anche la giornata di oggi potrebbe portare in dote ulteriori novità per il governo del presidente Lombardo e qualcuna potrebbe essere il frutto della riunione del PD, cui i deputati sono chiusi dalle 11 di stamattina nei locali del gruppo parlamentare.